litigate, com'è che funziona? È così, è molto semplice, vaffanculo, e lui risponde, Facci tu che l'hai più dura. e io poi rispondo, io ci sono già andato e non mi hanno voluto, facci tu che sei cornuto. E io ti dico, ah sì, figlio di puttana. Aspetta, mia madre. E finisce così di solito. Diciamo che su figlio di puttana è Sì, il primo è l'apice. il gioco è così, se capita, cioè se parte lui col vaffanculo, per proprio il calcolo matematico torna a lui alla fine figlio di puttana e piange lui. Quindi devi stare molto attento a mandare, questo ti insegna anche che non si mandano a fanculo le persone. Diciamo che chi rimane tacciato di figlio di puttanismo ha come ultima estrema chance quello dello specchio ritorna, quello che si fa, in radio non si vede, però poi magari specchio riflesso, ma anche quello, c'è anche questo qua che è quello per cui, lo spiego per i radioascoltatori, Io ti dico la parola, dico stronzo. Dice stronzo e io metto la mano con le dita aperte e poi seguo il percorso dal pollice fino all'esterno dell'indice, poi all'interno, poi al medio, poi all'anulare e dal mignolo ritorna a quello che me l'ha mandato. Quindi noi siamo musicisti di esperienza sì, ma anche, come si dice, animali sociali con un certo vissuto e certa capacità di reazione. Ciao, c'è un particolare che vorrei subito rivelarvi. Voi che come emittente trasmettete diversi brani musicali, avete mai notato che Norba anagrammato diventa brano? Assolutamente, c'è un significato, c'è una ragione recondita nella scelta. Ah sì, diciamo che ho scoperto l'acqua calda, stavo insegnando al gatto a arrampicarsi, speravo di aver fatto la scoperta del secolo, invece no. Beh, come vivete la vostra rivalità con Radio IZEP? E con Oznac Network? È che è una rivalità che è data oggi e che quindi Sì, dovrò pensarci un attimo prima di rispondere. Allora, qui si sta consumando Uno psicodramma. oltre allo psicodramma, un evento storico, cioè un piccolo sano angolo di felicità festivaliera, dove veramente la chiacchiera fine in se stessa viene messa da parte per fare musica, rendere omaggio a quello che di bello possono portarvi i vostri ospiti. Voi siete colleghi, scusate, colleghi. Ecco, come riuscite a trasformare in convivio quello che potrebbe essere sulla carta anche un momento di circospetta rivalità? O di kickboxing? Ma credo che la natura del rapporto che si viene a creare stia proprio nel fatto di svolgere attività simili, parallele, cioè credo che il musicista sia contento di interagire con un altro musicista piuttosto magari che con un arcigno critico che scrive sul giornale nazionale e credo che il segreto del buon esito di queste interazioni credo nel fatto che nessuno si sente né minacciato né messo alla berlina. In questo credo che abbiamo una discreta tradizione di ospitalità anche sui dischi. È vero che i colleghi vengono sui nostri dischi a fare cose spesso improbabili, ma sono cose improbabili che o rivelano un lato meno evidente del loro carattere musicale oppure che li coinvolgono facendoli divertire. Credo che la stessa cosa avvenga qui in serata, per cui credo che nessuno, almeno io spero che sia così, nessuno dei colleghi che ha mostrato di divertirsi durante la parodia di una sua canzone, io credo e spero che nessuno abbia fatto finta di divertirsi, credo che tutti fossero sinceramente coinvolti dalla cosa. Sono d'accordo, tra l'altro penso che naturalmente, ma questo non era una cosa prevista, studiata a tavolino, ieri sera in particolare si è visto che questo possibile spazio diventa sempre di più un talk show tra colleghi piuttosto che tra gli artisti e i giornalisti, che è quello che è l'origine, diciamo, quello che sta alla base di quel cosiddetto dopo festival. E probabilmente questa è un'altra cosa che mette tutti un po' sereni, cioè sembra quasi veramente di essere nel salottino di casa propria, raccontarsi allora com'è andata, hai fatto la tournée, queste cose qua, e può essere molto interessante anche come punto di partenza per chissà per un futuro. C'è una bella situazione, si è visto che con gli strumenti montati la gente ha voglia anche di fare delle cose diverse, magari proprio quelle che non fa mai quando è sul palco a presentare se stessi, diciamo così. Poi il Gazzè con la pasta. Ieri faceva il Gazzè che faceva lo shaker con della pasta,
perché gli è venuta talmente voglia di suonare mentre stavamo suonando, mentre Mietta cantava Higher Ground di Stevie Wonder, che si è creato uno shaker con le farfalle Barilla secche, cioè è stato fantastico, e si è messo a suonare anche lui. E addirittura ha promesso che stasera tenterà con le farfalle appena scolate, quindi con le farfalle morbide che però non fanno ma fanno e per domani con le farfalle vive che tanto fanno, ma devi farlo piano perché poi se no muoiono, già muoiono un giorno, le uccidi in mezz'ora, è peccato. Perché un musicista, il vero percussionista di rango sa che quando prendi le farfalle vive per usare come shaker non gli devi levare la polverina dalle ali, sennò sei finito. Infatti adesso c'è una marca, la Latin Percussion, che ha fatto uscire delle bacchette apposta per suonare le farfalle, sono leggerissime, no? Costano anche tanti, quasi come l'archetto per i violini, si parla di 1.000, 2.000, ma anche fino a 10.000 euro solo per suonare le farfalle, ma c'è un suono però che guarda. Mettiamola così, c'è un fondo di giocosità tra tutti gli artisti che sono intervenuti finora, perché potrei elencartene una lunga serie che non ha forse il fondo di giocosità, forse non ha il fondo di giocosità, ma sarebbe poco riverente citarli. Vabbè, c'è il caso di Coso che sappiamo tutti, anche Cosa, vogliamo dilatare anche Cosa, poi cose eclatante, l'assenza di cose, diciamo che è un po' la convitata di pietra Cosa. Come mai non viene Cosa? Avrà le sue cose. Io posso dire solo questa cosa, vedo che si ride un po' di questa faccenda, io rilevo un fondo di cinismo che non condivido, cioè, a me Giulio Cesare manca, poi ognuno decida di fare quello che vuole, a me manca, mi manca tra l'altro anche molto, dovrebbe mancare anche a voi operatori della radiofonia, a me manca Guglielmo Marconi, sì. Spero che manchi un po' anche a voi. Inviamo un pensiero. Io devo dire che grato. è qualche giorno che piango Seneca. Perché proprio che comunque un uomo del suo calibro ci vorrebbe oggi. E Cavour vogliamo via. No, guarda, mi metti di tristezza tutto il giorno. E probabilmente l'orchestra, quella che paralizza e in qualche modo pietrifica i cantanti rendendoli stonati e poco performanti sul palco. Un'orchestra più piccola e magari un po' più vivace alla Demo Morselli non sarebbe una soluzione per ingiovanire il Festival di Sanremo? Guarda, quello potrebbe essere anche una soluzione, ma non credo che sia l'orchestra che paralizza e fa stonare i cantanti, perché c'è sempre questo mistero. Io guardo il festival da anni e ci sono tutti i cantanti che stonano, poi arriva Gianni Morandi ospite e canta perfetto, nello stesso impianto, quindi e poi arrivano gli ospiti stranieri e cantano perfetti nello stesso impianto. Sospetto che non sia l'orchestra. Io condivido pienamente la teoria di Faso e aggiungo che quello che manca non sono i musicisti d'orchestra, ma sono gli arrangiatori in grado di scrivere per orchestra, perché trattare gli strumenti dell'orchestra è una delle cose più difficili del mondo, che richiede decenni di studio e di applicazione. Conoscere l'estensione degli strumenti, sapere che cosa lo strumento può fare, non è da tutti. Ci sono personaggi come Pippo Caruso o come Peppe Vessicchio che sono in grado di farlo, perché possono dirigere anche l'Aida e hanno le corde per farlo, ma senza dare la croce addosso a nessuno, molti degli arrangiatori presenti, che poi diventano anche direttori d'orchestra semplicemente perché battono il tempo, si limitano a prendere le parti che sono state suonate sul disco e a parte gli strumenti principali, basso, batteria, chitarra, prendono le tastiere che hanno fatto un tappeto avvolgente e trasferiscono le note che una mano ha suonato do, mi, sol a dei diplomati in violino che con le facce meste sono costretti a tenere note lunghe morendo di inedia durante l'esecuzione. Quindi servono i direttori d'orchestra che sappiano dirigere, e sono pochi, servono gli arrangiatori che sappiano scrivere per orchestra, e come diceva qualcuno ieri, credo in conferenza stampa, non ricordo, sarebbe il caso in certe occasioni di lasciare l'orchestra muta se l'orchestra non serve. Pippo lo diceva, si riferiva per esempio al brano di Franchi, che coinvolge l'orchestra però forse in modo un po' gratuito, e te lo dico parlando di un collega che è fra quelli che più stimo nel panorama. Ci potrebbe essere un piccolo ensemble di strumenti che suona
quello che serve, oppure l'orchestra viene usata a fini espressivi anche in modo ridondante, come accadde, spiace che ci citiamo, ma come accadde con la Terra dei Cachi, in cui noi, consci del fatto che molti dei musicisti dell'orchestra restano muti per 4 ore, per esempio i tromboni o il timpanista, Ogni per tanto, poi fare ogni tanto un pot, noi dicemmo a Peppe, fai suonare tutti i musicisti, e in quell'esecuzione tutti i musicisti avevano qualcosa da suonare, compreso il timpanista che suonava anche il gong, L'ottavino. che ci disse che tipo l'ultima volta che aveva suonato il gong era stato tipo 12 anni prima, durante l'esecuzione di un pezzo con Katia Ricciarelli.